Riprendiamo la linea dal Gineto Neri di Arborea per il secondo tempo di Castiadas Torres, finale regionale del campionato Juniores Serie D. 0-0 il risultato dopo i primi 45 minuti di gara. Abbiamo detto partita abbastanza equilibrata, con azioni da una parte e dall'altra, partita con squadre che hanno avuto occasioni un po' affolate. Intanto sta per avere inizio il secondo tempo, il fischio in questo momento del signor Carta, con ovviamente il Castiadas che nel secondo tempo ha il calcio d'avvio. Abbiamo detto primi minuti con il Castiadas più pericoloso, poi è venuta fuori la Torres, ha creato anche qualche grattacapo soprattutto con Francesco Bianco, poi nuovamente è venuta fuori il Castiadas pericoloso e poi ultimi minuti del tempo con la Torres che comunque si è mossa bene. Tanto lo stesso palla per la Torres con Bianco che va sul fondo, il cross in area, deve uscire Idrissi sul cross di Pinna. Si riparte con la difesa dei Verdi. Pallone non controllato da Camba, può recuperare invece Delias che serve De Kerchi, va De Kerchi, vince un contrasto un po' pericoloso, poi Dettori che non trova l'aggancio, pallone che termina ancora tra i piedi di Idrissi che deve rinviare però sul retropassaggio del suo difensore. Si combatte in mezzo al campo, qua c'è il fallo del giocatore rossoblu, calcio di punizione per il Castiadas nella propria metà campo, qualche metro dietro la linea. Tanto riceve palla, attenzione, Camba in aria, attenzione, c'è la conclusione di Camba e la parata con i piedi di De Pietto. Ha vinto un contrasto Camba in aria, si è fatto trovare comunque pronto De Pietto sulla conclusione, quindi subito pericoloso il Castiadas, così come ha fatto nella prima parte di gara. Corre in avanti la formazione di mister Zunnui, poi il pallone che viene messo in fallo laterale da De Kerchi. Quindi dopo 2 minuti nel corso della ripresa, occasione con Camba, abbiamo detto anche nel primo tempo il più pericoloso dei suoi, ancora Camba controllato, deve girarsi, alla fine mette il pallone in calcio d'angolo Pinna. Un Camba che gli ha praticamente tirato sui piedi. Dunque corner, primo corner del secondo tempo con il Castiadas in avanti. Seguiamo, palla messa in mezzo, salta però Fiori altissimo, ancora Castiadas però che rimette in aria il pallone. Riescono però i rossoblu con Bianco uscire dall'area e servire in avanti, va Pinna, tentare di tenere in gioco questo pallone, poi però non riesce. A triangolazione con Dettori, pallone che sfila sul fondo, provato in ripartenza la Torres con Bianco che ha allontanato, ha servito Dettori per Samuele Pinna, ma forse è un po' troppo lungo il servizio per lui, e anche poi ricordiamo sta piovendo, su questo sintetico pallone sfila velocissimo. Ancora Camba che combatte con Pinna e poi deve intervenire De Kerchi per mettere il pallone in fallo laterale. Intanto ancora sulla destra Sarrizzu, il pallone messo in aria, deve uscire, presa aerea De Pietto per evitare l'intervento dei giocatori del Castiadas. Va Pinna a servire Fiori, ancora Fiori possesso della sfera e poi il lancio sulla destra, cercare Sogiu, difficile il controllo qua della sfera e termina in fallo laterale per il Castiadas. 4 minuti, corso della ripresa, ha ripreso a piovere più forte ora. Ancora fallo laterale in favore del Castiadas, prova a asciugare la sfera di Agostini.
cercare il solito Camba, colpo di testa, però arriva prima di tutti Bilea e poi De Elias che trattenuto, c'è il fallo infine fischiato dal signor Carta. C'è punizione in mezzo all'area, già battuto con Soju. Torres ora in avanti, Pinna che prova a trovare Saba, mette a terra adesso Soju. Ancora Soju in due però su di lui, perde il controllo del pallone, può ripartire il Cassiaras. Cioè Fiori non riesce però a fermare il numero 9 Matta e infine Pinna che mette ancora in corner. È velocissimo il Cassiaras quando riparte, si rende sempre pericoloso. Seguiamo questo corner per i verdi. Pallone in aria, salta più in alto di tutti i Fiori, palla rimane lì. Ancora Cassiaras che può manovrare, però arriva Samuele Pinna, riesce a ottenere anche il fallo laterale, già battuto, intercetta però il numero 10 Menegat. La rimessa è ancora rossoblu. Aumentano i ritmi questo secondo tempo, la Torres che sembra più propositiva anche se si è creato molto fin qui. Dettori prova a mettere giù, Dettori serve De Elias, siamo sulla fascia di sinistra, Saba ancora a servire De Elias, però è in fuorigioco, dice il primo assistente, il signor Fadda di Carbonia. Peccato, poteva essere questa una buona occasione. Calcio di punizione per il Cassiaras. Non abbiamo visto la partenza di De Elias, comunque ha alzato la bandierina all'assistente. Va ora Matta a cercare di vincere un contrasto in mezzo al campo, non ci riesce. La rimessa laterale rosso-blu. Va Bilea, cercare i compagni, trova Soju che non controlla però, il pallone termina il fallo laterale. Adesso la rimessa è del Cassiaras con Di Agostini, si libera bene Matta, attenzione Matta che però non trova inizialmente Camba, poi però Bilea non riesce in un primo momento a fermare il numero 7 di casa, ci riesce in un secondo momento, poi però è ancora Camba andare a caccia del pallone. Cassiaras ancora in avanti, c'è questo tentativo un po' velleitario, conclusione altissima di Melis. Abbiamo detto certamente più pericoloso dei suoi, il numero 7 Lorenzo Camba, con Edoardo Matta il numero 9, certamente stanno creando maggiori pericoli alla difesa della Torres. Va De Kirk a recuperare un buon pallone a centrocampo, Bianco, De Elias, si gira e si rigira De Elias, infine serve Pinna che cambia gioco e va a cercare Soju. Soju voleva servire Samuele Pinna ma non riesce il controllo a Samuele Pinna, recupera la palla dunque il Cassiaras che riparte con Di Agostini. Di Agostini per Cappai e poi il lancio per Camba, ottimo l'intervento però di Fiori in scivolata, mette il pallone in calcio d'angolo perché stava andando verso la porta Camba. Ancora angolo dunque per il Cassiaras. Dieci minuti, corso della ripresa, 0-0 tra Cassiaras e Torres. Seguiamo questo corner dalla sinistra. Palla dentro, attenzione, c'è salvataggio sulla linea, però
No, si prosegue, pensavamo di aver sentito un fischio, in realtà non aveva fischiato il direttore di gara, c'è stato un rimpallo in aria, il pallone è rimasto lì, forse toccato da un giocatore del Castiara, stava andando in porta, ma c'è stato un salvataggio sulla linea, non abbiamo visto se Fiori o Pinna, comunque pericoloso il Castiaras in questa occasione. L'arbitro ha fatto segno di proseguire, intanto può partire ma non riesce Dettori a vincere in un contrasto. Va su Idrissi, alla fine Idrissi sbaglia tutto, mette il pallone in fallo laterale, un Dettori che è andato a mettergli paura, ha fatto bene. Fallo laterale per la Torres, prova a aumentare i giri ora, Bianco mette sulla linea dell'area ma non ci arriva De Elias, può far ripartire il Castiaras, in questa occasione la Torres che poteva essere un'occasione rosso-blu, invece c'è la ripartenza del Castiaras, attenzione, palla in mezzo, rimane lì la sfera e poi la conclusione che viene ribattuta, la conclusione di Menegat che viene ribattuta da Bilea ancora in corner. Torres che aveva controllo del pallone nei pressi dell'area avversaria, invece non si sono intesi Bianco ed Elias. Castiaras ha avuto la ripartenza, ancora corner, seguiamo. Palla in mezzo, viene allontanata dalla difesa e poi giù, ma arrivano prima sempre i giocatori del Castiaras, poi c'è questo tentativo di Melis, ma recupera palla Bilea, palla rimessa dall'altra parte, esce fuori dalla sua area Idrissi. Dettori non riesce qui a contrastare in maniera efficace Idrissi, che può giocare con i suoi difensori, riparte il Castiaras. Cerca il filtrante in area, non lo trova perché c'è l'inserimento di Pinna, abile poi a servire Bianco, può partire ora la Torres, va Bianco sulla sinistra, punta il giocatore Bianco, entra in area e c'è il calcio di rigore per la Torres. Arbitro accerchiato dai giocatori del Castiaras, ma è andato giù Bianco su questa azione, è entrato in area. Calcio di rigore decretato dal signor Carta di Oristano in favore della Torres. Azione di Bianco, fulminea, entrato in area Bianco, è andato giù. Vediamo chi si incarica di questa battuta. Calcio di rigore per la Torres che arriva al 13° del secondo tempo, occasione per sbloccare la gara per la formazione di Mister Piras. E De Elias, Alessandro De Elias, mettere il pallone sul dischetto. De Elias contro Idrissi. Intanto c'è un cambio nella Torres. Sta entrando Piriottu, sta uscendo De Kerchi. Un cambio di terzini sinistri per la Torres, Piriottu per De Kerchi. Ma ora osserviamo questo rigore a favore della Torres con De Elias che si prepara alla battuta. Fischio, il direttore di gara. Va De Elias. Pallone parato da Idrissi. Calcio di rigore parato da Idrissi, troppo lento la conclusione di De Elias. Nulla da fare, rimane 0-0 la gara. Occasione fallita dalla Torres con questo calcio di rigore. Vediamo ora come reagirà la formazione rosso-blu. Intanto va Dettori, ruba bene palla, ancora Bianco in area. Conclusione di Bianco, è troppo alta. Buona azione anche qui. De Elias che si dispera, ma ovviamente solo chi non li tira non li sbaglia. Dunque bisogna non pensarci più. De Elias ovviamente lo vediamo in mezzo al campo con
la testa tra le mani, ma bisogna non pensarci ora, bisogna continuare. Tanto c'è stata occasione ancora, un'occasione clamorosa con Bianco. Si riparte con il Caziadas che va sulla destra, lancio in avanti, Camba che riesce a colpire, poi a servire l'avversario, il suo compagno, scusate, ma c'è l'intervento di Piriottu che subito ha qualcosa da dire al suo diretto avversario. Il suo avversario che è Porceddu. Hanno qualcosa da dirsi, ma vengono subito allontanati due giocatori, interviene l'arbitro. Vanno a parlarsi intanto i due giocatori, c'è un giallo per Piriottu e un giallo per il numero 14 Porceddu. Dunque, discussioni ovviamente anche in tribuna su questo testa a testa tra Piriottu e Porceddu, che è già finito in campo ma prosegue sulle tribune. Allora, di nuovo guardiamo al campo. Va intanto a battere questo rinvio De Pietto. Ricordiamo, qualche minuto fa la Torres ha avuto una grande chance con il calcio di rigore, parata di Idrissi, non un calcio di rigore eccezionale, dobbiamo dire, quello battuto da Delias, ma abbiamo detto, solo chi non li tira poi non li sbaglia. Bisogna andare avanti. Torres che subito dopo tra l'altro ha avuto una buona occasione con Bianco, servito bene da Dettori. Lancio in avanti del Cassialas, c'è l'uscita di De Pietto sul solito Camba. Va De Pietto, rinvio lungo, mette a terra. Colpo di testa di Bianco, non trova compagni però il giocatore rossoblu. Pallone messo in fallo laterale ancora per il Cassialas che manovra sulla fascia destra. Camba che va a prendersi i palloni un po' ovunque, anche qua in questa occasione in mezzo al campo. Qua c'è il fuorigioco del numero 9 Matta. Adesso Camba va a riprendersi la sua posizione a centro dell'attacco, ma abbiamo visto proprio davanti alla panchina della Torres andare a cercare palloni, davvero una buona partita la sua. Tanto Torres che può partire sulla sinistra, c'è la conclusione che termina alta da parte di Saba, Michele Saba ha provato dalla distanza. Solo cambio fin qui con, abbiamo detto, Piriottu che ha sostituito De Kerchi sull'out di sinistra, la difesa rossoblu con Piriottu e Bilea esterni, Fiori e Riccardo Pina centrali. In mezzo al campo ci sono Delias, Sogiu e Bianco. I due esterni, Michele Saba a sinistra, Samuele Pinna a destra e Dettori punta. Non riesce Saba a colpire, anche un po' spinto, comunque recupera un buon pallone Pinna che poi serve Piriottu e mette in movimento Bianco, di tacco Bianco per Saba, viene fermato però il giocatore rossoblu. Saba che poi va ancora a cercare l'avversario per rimediare all'errore. Cassiara spero che ancora prova a mettere in avanti, ma troppo lungo per tutti, ci arriva De Pietto. La Piriottura non trova però il compagno, trova invece l'avversario, può andare Camba sulla destra, Camba contrastato da Piriottu che mette in calcio d'angolo. Chiede scusa a Piriottu per il passaggio errato. Ancora un corner per il Caziadas con Melis che va alla battuta. C'è stato nei minuti
primi minuti di questo secondo tempo, anche un salvataggio sulla linea, proprio sugli sviluppi di un corner. Ora invece la difesa rossoblu mette fuori, sarà rimessa laterale. Sarrizzu va in anticipo Piriottu, poi De Elias a servire bene Bianco, può andare Bianco, subito circondato però da 3 avversari. Pallone che è arrivato ai piedi di Samuele Pinna, che allarga sulla destra per Bilea. Centra un po' Bilea, poi lascia il pallone ancora Samuele Pinna. Palla in avanti a cercare Michele Saba, anticipato però. Riesce comunque la Torres a prendere nuovamente il controllo della sfera. Ancora un lancio in avanti a cercare Dettori, questa volta sulla destra. Dettori tocca ma non riesce a superare l'avversario. Poi Idrissi la mette in fallo laterale. Ancora in zona d'attacco dunque la Torres. Quando siamo arrivati al 20esimo, nel corso della ripresa 0-0 il risultato, ricordiamo al 13esimo la Torres ha avuto l'occasione con il calcio di rigore fallito da De Elias con parata di Idrissi. Intanto pallone messo in aria da Bianco, però libera la difesa del Cassiaras, arriva di gran carriera Bilea, pallone deviato sulla sua conclusione che era terminata altissima, c'è stata però la deviazione, dunque sarà corner per la Torres. Va Soggiu dalla bandierina. Soggiu si prepara la battuta, questo angolo. Va il capitano rossoblu. Palla dentro, viene messo ancora fuori il pallone. Ancora corner per la Torres. Si sta preparando un altro cambio intanto tra le fila rossoblu con forse Pinna, Carlo Pinna che si prepara a entrare. Intanto seguiamo secondo corner consecutivo con Soggiu dalla bandierina. Sistema il pallone Soggiu. Palla dentro, c'è un colpo di testa deviato, ancora Bianco che mette al centro, viene però respinta la palla sul suo cross. Ancora Torres però. La rimessa è rossoblu, va Saba. Torres che ora sta attaccando con più efficacia. Va a battere la rimessa Michele Saba. Palla per Bianco, che però si deve girare, ha 2 avversari addosso, nulla da fare, perde palla, Camba non riesce però a far ripartire i suoi. Torres che recupera la sfera, bene, con Fiori, con calma per Piriottu. Ancora Piriottu che avanza, palla al piede, va a servire sulla sinistra, ancora Saba, che vede, serve al centro per Soggiu. Prova la conclusione Soggiu da distanza siderale, pallone termina alto, provato Soggiu. Mettere un po' di paura, intanto c'è il secondo cambio per la Torres. Si prepara a entrare Carlo Pinna per il numero 9 Davide Dettori, che ha corso molto, non ha avuto molti palloni giocabili. Dentro dunque Carlo Pinna per Dettori, c'è un cambio anche per il Cassiaras. Esce il numero 14 Matteo Porcedu, entra il numero 22 Alessandro Moi. Carlo Pinna che si sistema naturalmente nella posizione di vertice dell'attacco rossoblu. Caratteristiche fisiche diverse, Dettori forte fisicamente, Carlo Pinna che guadagna qualche centimetro. Lancio lungo del Cassiaras, c'è però Piriottu che lascia scorrere, il pallone termina in fallo laterale, va ora alla rimessa proprio Piriottu in avanti a cercare subito Pinna, ancora pallone messo in fallo laterale da Sarrizzu.
Ancora Piriottu, cerca compagni in avanti, cercava Pinna, ma il pallone viene intercettato. Comunque c'è De Elias che prova a superare due avversari e poi mette il pallone però in fallo laterale. 25esimo nel corso del secondo tempo, 0-0. Attenzione adesso al Cassiaras, recupera un pallone però Piriottu, era pericoloso nell'occasione matta. È riuscito Piriottu con la punta del piede, intanto può andare Carlo Pinna, caccia del pallone, gliela mette in fallo laterale il suo avversario. Ancora Torres, manovrare Saba sulla sinistra, all'indietro per Piriottu. Ancora Saba per De Elias, ancora per Saba, palla dentro per Bianco, ma si alza la bandierina. Peccato, era una bella azione della Torres, tutta di prima sullo stretto. Di pochissimo Bianco, terminato in offside proprio nell'ultimo passaggio. Idrissi serve il suo compagno, ancora un lancio lunghissimo a cercare compagni, ma il pallone termina fuori, la rimessa è rossoblu. Sul pallone Piriottu, in avanti riesce Bianco, anzi Pinna, a colpire ma non trova Bianco, e allora può andare il Cassiadas ancora sulla sinistra. Questa volta non si intendono però i due giocatori del Cassiadas, Cappai e Di Agostini. Alla fine però il pallone è messo fuori da Samuele Pinna, dunque la rimessa del Cassiadas. Ancora un lancio, cercare Camba, controllato questa volta bene da Fiori. Pallone ancora una volta però rubato da Matta, che poi tenta una conclusione un po' complicata. Pallone che termina lontanissimo dalla porta di De Pietto. Ci avviciniamo alla mezz'ora. Corso del secondo tempo, 0-0. Cassiaras e Torres che ha avuto una grande occasione al 13esimo, un calcio di rigore però fallito da De Elias. Va ora al rinvio De Pietto, partita molto equilibrata, con meno occasioni forse rispetto al primo tempo, forse una Torres più propositiva. Tanto pallone che termina in fallo laterale, ancora con possesso dei rossoblu. Va Piriottu. Palla in avanti, ma non arriva a Pinna, non ci arriva nemmeno De Elias, e poi ancora Piriottu. Riesce in qualche modo Samuele Pinna a intercettare un buon pallone, poi non arriva la sfera nel rilancio successivo per Bianco. Ora si gioca un po' da una parte e dall'altra, intanto cerca l'apertura per Pinna Soggio, ma non la trova. Ancora Fiori, bravo, di testa ad anticipare Matta. Un po' un ping pong in queste fasi. Intanto Piriottu che rischia qualcosa su Moi, pallone che nel rinvio rimane lì. Ancora Moi adesso, possesso della sfera. Allontana Saba, ma solo una frazione di secondo, poi è Bianco, cercare di impostare con calma. Ancora Piriottu, serve Bianco, si gira, Bianco supera un avversario, ne supera un altro, ancora Bianco, ora va a terra, niente da fare, qua c'era fallo su Bianco, ma niente da fare, l'arbitro lascia proseguire. Intanto ancora Torres con Soggio, va a cercare Samuele Pinna, tanto è rimasto a terra Francesco Bianco, dunque il pallone viene messo fuori. Si era liberato di un paio di avversari, Bianco poi è andato giù, ha lasciato proseguire l'arbitro, si rialza. Senza conseguenze
Francesco Bianco. Superata la mezz'ora, corso della ripresa. Naturalmente restituito il pallone dalla Torres, dunque ci sarà di nuovo l'azione che parte da Idrissi. Parte ora il Cassiaras con Menegat che guadagna qualche metro, poi serve sulla sinistra. C'è però Bilea ad anticipare bene. Di Agostini. Il pallone è stato però toccato proprio per ultimo da Di Agostini, dunque la rimessa è rosso-blu. Ancora Bilea a servire Fiori. Fiori per Pinna. Pinna non trova Saba, pallone intercettato. Riparte dunque la formazione dei Verdi. Piriotto viene messo giù. Va recuperato nuovamente la posizione Piriotto, un anticipo sulla diretta avversaria, ma fallo. E dunque calcio di punizione già battuto dalla Torres con Pinna. Elias serve bene Saba con la testa di Bianco, può andare Pinna, però va giù, un fischio al direttore di gara. Si prosegue. Di Agostini sulla sinistra. Poi il lancio lungo a cercare sempre Camba, ma c'è l'anticipo di Bilea. Doppio rimpallo per numero 2. Poi deve riprendere la posizione sempre su Camba. Bello il duello tra i due. Ancora Bilea che allontana, però non trova compagni. Quindi ancora Cassiaras che può manovrare sulla sinistra. Palla al centro, una sorta di velo, giocatore del Cassiaras, ma non trova compagni. Ancora Torres con Samuele Pinna che però non controlla. Non c'è un attimo di sosta ora, da una parte e dall'altra. Lancio lungo a cercare ancora Camba. C'è l'anticipo di Pinna, poi Sogiu che va giù. Vanno giù in due, anzi. Il calcio di punizione è in favore della Torres. Gioco fermo. È rimasto a terra Sogiu. Questo contrasto deve essere soccorso. 0-0 dunque dopo 33 minuti di gioco. Questo secondo tempo. Gioco fermo, ricordiamo, qualche azione in più nel primo tempo, soprattutto il Cassiaras che è stato più aggressivo e ha avuto diverse occasioni nella prima frazione di gara, meno nella seconda. Ricordiamo però che l'occasione più importante l'ha avuta la Torres al 13° della ripresa, dopo una bella incursione in area di Bianco, messo giù, calcio di rigore, però Elias non ha colpito benissimo e Idrissi ha fatto sua la sfera. Intanto sarà il cambio per la Torres. Sogiu che dà la fascia di capitano ad Elias. Abbandona il campo, vediamo chi entrerà al suo posto. Si tratta di Carlo Piana. Dunque Piana al posto di Sogiu. Cambio effettuato. Si ripartirà da un calcio di punizione. Sul pallone c'è Riccardo Pinna. Abbiamo detto partita equilibrata, che in questo secondo tempo forse ha avuto maggior possesso la Torres, con Cassiaras che ha giocato più per lanci lunghi,
mentre nel primo tempo ha avuto qualche occasione in più. Intanto va Bianco, una conclusione però abbastanza debole che viene rimpallata. La Torres però che può manovrare, apertura sulla destra per Bilea. Bilea, cercare Samuele Pinna, palla ottima per Carlo Piana che però non ha subito il controllo della sfera, pallone che termina in fallo laterale. Ha avuto una buona occasione qua Piana, appena entrato non ha avuto lo spunto per la conclusione immediata, alla fine il pallone è stato messo in fallo laterale. Torres che prova ancora con il pallone messo in aria, non ci arriva Carlo Pinna, può ripartire il Cassiaras, va velocissimo il numero 2 che si fa tutto il campo. Ora arrivano in 2 a fermarlo, non c'è nulla, dice il direttore di gara. Rimangono a terra sia Melis che vediamo forse Delias. C'è stato un regolare corpo a corpo, dice il direttore di gara, che non ha fischiato infatti il fallo. Rimasti a terra però i due giocatori. Si rialza però Delias, si rialza anche Melis. La rimessa rosso-blu, Piriotto in avanti, cercare Carlo Pinna, ma non lo trova. Ancora un rilancio lunghissimo di Piriotto a cercare la corsa di Carlo Pinna. Commette fallo Pinna e va a sbattere un po' sull'avversario. Calcio di punizione con Idrissi pronto alla battuta. Questo è Piras che incita i suoi. Battuta adesso, questo calcio di punizione. Cassiaras prova adesso ancora a giocare sulla sinistra dove si è spostato Moi, che lui è entrato nel secondo tempo. Scarico di Moi e poi palla dentro di Menegat, cercare compagno, pallone un po' lungo, deve farsi scavalcare. E poi però la difesa rossoblu che riesce a rinviare, il pallone termina tra i piedi di Pinna che però colpisce con una mano nel rimpallo, nulla da fare. Cassiaras, ancora un lancio lungo, la chiama De Pietto e anticipa bene Matta. Non ha dovuto fare interventi De Pietto in questo secondo tempo, li ha dovuti fare nella prima frazione di gara. Il Cassiaras ha avuto qualche occasione, intanto ancora Torres con Saba che mette giù, cerca la collaborazione di Bianco che voleva restituirgli il pallone ma non si trovano i due. Pallone che termina fuori, sarà rimessa rossoblu, intanto è andato a terra un giocatore del Cassiaras. Forse una manata, ma non abbiamo visto che cosa sia successo. Va, Piriotto sincerarsi anche delle sue condizioni. È fuori comunque il giocatore del Cassiaras, può riprendere il gioco. Attende però il direttore di gara. Si rialza intanto. Si danno anche una mano Piriotto con il giocatore, c'è molto fair play in campo, abbiamo visto sempre molto fair play tra le due formazioni. Piriotto, ancora palla in avanti, Menegat di testa, ancora Piriotto, la ributta di là, Pinna prova ad andare a disturbare l'intervento di Sau, ci riesce perché alla fine è corto l'intervento ma non tiene palla a Bianco che va ancora a disturbare, a pressare il portatore di palla. Ora c'è nuovo entrato Moi che si libera di Piana che poi commette fallo. Calcio di punizione. Ancora cambi da una parte e dall'altra. Si prepara a entrare
per il Cassiaras al posto del numero 2 Melis. Vediamo chi prenderà il suo posto. Il numero 21 Cocco. Cambio anche nella Torres. Esce Samuele Pinna ed entra Simone Secchi. Mai fatta così. Dunque fuori Samuele Pinna, dentro Simone Secchi nella Torres. Va bene. Quando ci stiamo avvicinando al termine dei minuti regolamentari di questa gara che rimane bloccata sullo 0-0. Ricordo nel secondo tempo la Torres ha avuto un calcio di rigore al 13esimo, ma Va bene. Ciao. non è riuscita la formazione rossoblù ad andare in vantaggio. Pallone di Delias troppo lento. Idrissi è riuscito a parare dagli 11 metri. Dunque, tanto ancora Cassiaras che prova a mettere dentro un pallone. C'è Pinna però. Alla fine lancio lungo. Cercare Bianco, ancora un lancio a cercare Pinna e poi c'è sulla destra Bilea, vediamo se riesce il giocatore rossoblu a tenerla in campo, ma era davvero complicata. E poi aveva alzato la bandierina, l'assistente. Ci avviciniamo a grandi falcate verso i supplementari di questa sfida, vediamo se si sbloccherà la gara. Ancora Cassiaras, Di Agostini all'indietro. Va ad Elias, che non riesce però a servire i compagni. Dunque Cassiaras che può manovrare questa volta sulla destra. Sarrizzu prova a servire Matta, ma c'è ancora l'intervento di Pinna. Ruba palla però ancora il Cassiaras. Attenzione Camba mette giù. Camba mette all'indietro, conclusione. Alla fine il pallone colpito male dal neoentrato il numero 21 Cocco. Fortunatamente Camba non riusciva a girarsi, era in buona posizione, ma intanto c'è un giallo, cartellino giallo per Michele Saba. Forse in un'azione precedente aveva lasciato proseguire per il vantaggio il direttore di gara, poi azione terminata ha combinato il giallo per Michele Saba. Va De Pietto al rinvio. Vanno a saltare, qua c'è un fallo evidente su Piriotto, spinto da dietro da Cocco. Calcio di punizione in favore della Torres. Pinna si incarica della battuta. Lancio lunghissimo e termina tra le mani di Idrissi. Cercava Pinna, il centrale rossoblu, ma il pallone è troppo lungo. Intanto ancora Camba che non smette di essere pericoloso, quindi riceve un fallo da parte di Carlo Piana. Calcio di punizione per il Cassiaras. Siamo al 43esimo, attenzione. Si incarica della battuta Menegat, palla dentro, ma troppo facile per De Pietto. Ha battuto un po' a sorpresa, Menegat ha sorpreso forse anche i suoi compagni, il pallone è arrivato direttamente a De Pietto. Lancio lungo, ancora Menegat di testa, va di testa però anche Fiori, attenzione ancora Camba che va a dare fastidio alla difesa rossoblu. Di petto Camba. Apre sulla destra Sarrizzu, palla in aria di Sarrizzu, anzi no, non è in aria, è proprio direttamente fuori il cross. Ci avviciniamo al 90esimo, ricordiamo ci saranno 2 tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore per decidere la formazione passerà alle fasi nazionali dopo aver vinto quelle regionali
del campionato juniores Serie D. Va a Fiori a saltare De Elias di testa, recupera palla però il Cassiaras con Cocco, nuovo entrato che va sulla destra, servire in avanti per Matta. Matta si gira, perde palla però è buono l'intervento di Pinna, esce Pinna, poi riesce comunque a vincere un contrasto perché va Michele Saba, subisce fallo, calcio di punizione per la Torres sull'out di sinistra, siamo ancora nella metà campo rosso-blu. L'arbitro controlla il suo cronometro, vediamo se darà qualche minuto di recupero, forse 5. Ci sono stati diversi cambi. Il gioco è stato fermo anche in qualche occasione. Piriotto, lancio lungo, cerca di farsi spazio ma non riesce. Vilea, proiettato in avanti. Tanto Vilea che ha cambiato posizione perché adesso è in mezzo al campo, che Secchi è andato a prendere la sua posizione in difesa sulla destra. Ancora un lancio lungo, deve lasciar scorrere Pinna per De Pietto. Dunque ha cambiato posizione Vilea, che ora si trova a ridosso delle punte rosso-blu, vuole utilizzare anche il potenziale offensivo di Vilea, mister Piras, quindi ha inserito difensore Simone Secchi, con spostamento di Vilea in avanti, va a caccia del pallone, ora proprio Vilea. Pallone che termina in fallo laterale. Ancora Camba, contrastato da due avversari, il pallone finisce in fallo laterale ancora per il Cassiadas. Di Agostini. Palla in avanti, cercare il solito Camba con un tentativo servire avversario, ma il pallone termina fuori. Sarà rimessa laterale a favore della Torres con Simone Secchi. Palla in avanti ma trova il colpo di testa di un avversario, attenzione, il pallone resta lì, c'è una conclusione incredibile. Una conclusione incredibile che termina in rete, Cassiaras in vantaggio. Cassiaras in vantaggio con veramente un tiro straordinario, dobbiamo dire. Se non abbiamo visto male, di Alessandro Pinna. Pallone che si è infilato sotto la traversa. Bellissima conclusione, inaspettata sicuramente per De Pietto, ma ha fatto anzi si tratta di Matta, che ha ricevuto, si è girato, ha tirato. E adesso è veramente dura perché stava terminando la partita, stavano terminando i 90 minuti. Si fa davvero dura per la Torres, è arrivato questo gol incredibile di Matta che ci ha provato ed è riuscito davvero il tiro, non possiamo dire della domenica, ma comunque una conclusione molto molto bella per il vantaggio del Cassiaras. Ora manca davvero pochissimo al termine della gara, incredibile. Trovato il jolly Matta in questa conclusione. Ci sarà un cambio intanto nel Cassiaras, entra il numero 16 Usai per il numero 7 Lorenzo Camba, che è un giocatore che ha davvero fatto un po' tutto e di più in attacco, e poi però ci ha pensato Matta a portare in vantaggio i suoi. Qualche istante fa, quando ci avviciniamo davvero alla fine di questa gara, c'è poco tempo ora, palla messa in avanti dalla Torres, colpo di testa ma non ci arriva nessuno. È arrivata proprio davvero nei minuti finali di una gara che sembrava destinata ai supplementari. Il gol di Matta, abbiamo detto, una conclusione davvero incredibile, è terminata proprio sotto la traversa, imprendibile per De Pietro. La rivedremo nelle nostre immagini. Intanto ancora Cassiaras che ora prova a portarsi nuovamente in avanti. Intanto fischia il direttore di gara, non abbiamo capito se per un fallo.
calcio di punizione per il Cassiaras. Siamo nel recupero di questa gara che si è sbloccata proprio a pochi minuti dal 90esimo con un, possiamo chiamarlo, Eurogol di Matta. Il pallone ancora in possesso del Cassiaras. Rilancio di Vilea, cercare i compagni. Fa davvero dura adesso per la Torres. Qui c'è un fallo intanto e una munizione per Fiori. Torres che probabilmente ha giocato anche meglio in questo secondo tempo rispetto al primo tempo, e Cassiaras che ha avuto le sue occasioni migliori nel primo rispetto al secondo, ma la Torres ne ha avuta una clamorosa con il calcio di rigore dopo 13 minuti. Stiamo osservando anche la faccia di De Elias, che in questo momento indossa anche la fascia da capitano, che sta ripensando al suo errore dal dischetto che può valere questa finale. Calcio di punizione per il Cassiaras, vediamo quanto ci sarà ancora da giocare. Bassecchi di testa, piana, pallone lungo a cercare Bianco, che prova ad aprire per Fiori. Fiori per Sava, si porta in avanti ora la Torres, caccia del pareggio. Sava non vince il contrasto ma ottiene solo un fallo laterale. Subito alla battuta Piriottu. Va Piriottu, cercare i compagni, la deve mettere subito in mezzo perché qua il tempo sta finendo. Colpo di testa, viene allontanato il pallone dalla difesa del Cassiaras. C'è il fallo. Finite. Finisce qui. Davvero un peccato per la Torres, un gol arrivato da parte del Cassiaras, un bel gol arrivato a pochi minuti dal 90esimo. Una gara che era stata molto equilibrata sia nel primo che nel secondo tempo, e abbiamo detto nel secondo tempo la Torres aveva avuto una grande chance del calcio di rigore, poco altro, e poi è arrivato questo gran gol di Matta che ha davvero sparigliato le carte, e è terminata 1-0 per il Cassiaras. E dunque applaudiamo ugualmente i giocatori rossoblù che escono ovviamente a testa bassa. Ci sono anche le lacrime da parte dei ragazzi che naturalmente ci tenevano moltissimo, e disperato De Elias, ma abbiamo detto solo chi non li tira non li sbaglia. Dunque applausi per tutti. È stata una giocata di un singolo a consentire al Cassiaras di avere questo titolo regionale. Dunque sarà il Cassiaras a passare alle fasi nazionali del campionato juniores, e comunque complimenti ai ragazzi di Mister Piras che sono arrivati fin qui. 3 anni consecutivi di finali per la Torres, 2 vinte quest'anno, secondo posto. E allora complimenti al Cassiaras, e naturalmente complimenti vanno ai nostri giocatori che stanno uscendo dal campo, i giocatori rossoblù che escono dal campo a testa bassa. Ovviamente non sono contenti di questo risultato, ma bisogna accettare anche il verdetto del campo. E dunque ci lasciamo con il Cassiaras che festeggia la vittoria in questa finale. Gli applausi naturalmente sono anche da parte dei tifosi rossoblù. Bella squadra, la formazione di Zunui, ma abbiamo detto partita molto equilibrata, peccato, il gol è arrivato veramente allo scadere, dunque impossibile, quasi impossibile per la Torres riuscire a recuperare. E allora grazie per averci seguito, ricordiamo il Cassiaras, campione regionale juniores in Serie D. Torres si classifica seconda dopo questa finale giocata al Camponeri di Arborea. Nuovamente grazie per averci seguito, ai prossimi appuntamenti su Radio Torres.